censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie, decisamente grazie Sveva, benvenuta di nuovo e ringraziamo appunto Radio Libertà che consente alla nostra associazione, spero di poter essere utile. Noi siamo l'ufficio rapporti sociali, uno sportello al servizio del cittadino, ci troviamo a None in via Volterra 3, chi vuole telefonarci per mettersi in collegamento o avere appuntamenti eccetera deve chiamare il 328 07 15 232 oppure mandarci delle mail ufrapportisociali@libero.it. Chi vuole avere informazioni avesse la possibilità di avere il telefono libero qui con la nostra radio Libertà in questa mattinata, c'è lo 02 92 94 7222 oppure mandare dei messaggi in maniera che poi la regista ci dà le informazioni ricevute e noi poi vi colleghiamo al 340 67 09 659. La nostra associazione per lo sportello si interessa di patronato, quindi pensioni, reversibilità, riconteggi, domande eccetera, il sociale, emergenza abitativa, ACT, bonus vari eccetera, servizi legali, informazioni per vertenze civili, penali, sociali, problemi condominiali, quindi riguardanti vertenze, misure, registrazioni, passaggi di proprietà, conteggi vari eccetera, CAF con dichiarazioni dei redditi eccetera. Quindi per questi tipi di problemi e altri basta che chiamate il 328 07 15 232 e noi prenderemo nota e vi daremo l'appuntamento a None in via Volterra 3 dal martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16. Così ci vedete, parliamo direttamente e vi cerchiamo di dare la soluzione al problema nel migliore dei modi e il più presto possibile. Ringrazio adesso di aver rotto le scatole di nuovo l'ingegner Diego Cudia, l'ingegnere che adesso è in collegamento perché la prima parte la faremo con lui essendo un esperto non solo nazionale ma internazionale per quanto riguarda la nuova per me problematica delle auto elettriche con tutto ciò che ne consente e poi gli farò una domanda e nella seconda parte, ringraziando il Signore si è un po' ripreso, abbiamo con noi l'architetto Arturo Calligaro che oltre che essere un esperto tecnico come architettura è anche un grande politico della grande città di Moncalieri e del Piemonte con tutto ciò che sta succedendo a Torino proprio a partire da quest'oggi 1 marzo. Quindi come vedete ringraziamo la radio perché consente di parlare di ciò che succede contemporaneamente, istantaneamente, quindi non si possono raccontare palle. Chiedo scusa a Diego che l'ho fatto aspettare un attimo, però ho bisogno proprio di lui perché è un esperto non solo nazionale ma internazionale, ci parlerà di quello che ho bisogno. Diego, se ci sei ti ringrazio e ti do un buon benvenuto. Grazie Diego, vai. Benvenuto, grazie Luigi, grazie alla Radio Libertà e a tutti i radio ascoltatori, ben trovati a tutti quanti e anche un saluto ad Arturo Calligaro che insomma ci ha fatto tenere un pochino così col fiato sospeso, ma insomma la sua fibra la conosco bene e quindi insomma è forte come le sue idee. Benvenuto, dimmi tutto, cioè, benvenuto a tutti. Allora, sono contento, Diego, sono contento. Visto che tu sei un esperto, continuo a dirlo perché è vero, se no non ti chiamerei, a parte di ciò che riguarda lo Stato italiano, ma soprattutto l'estero, non voglio adesso ripetere Inghilterra, Francia, Spagna, sei tu che sei te. Senti un po', parlando del problema di quello che vuol dire il futuro dell'auto elettrica, quindi Diego faccio domande, ti faccio tre titolini così tu fino alla chiusura della prima parte vai avanti tranquillo. Senti un po', qui mi dice, così tu mi parli bene, BMW, Dacia e Xiaomi. Aspetta, la BMW mi dice che presenta la tecnologia che rivoluziona il concetto di auto elettrica. Quindi
tu darai poi spiegazioni perché sei tu il tecnico. Invece Dacia dice nuova City Car elettrica costerà meno di 18.000 euro. Mi spiegherai cosa vuol dire, perché io quello che vedo nella mia ignoranza, quelle auto elettriche attualmente sono tutte sopra i 20 o i 30.000 euro. Se dico cazzate sottolineo, Diego, perché tu cominci a dire queste cose a livello nazionale. E invece l'altra, così ti gonfio fino alla fine della trasmissione, la Xiaomi va oltre, auto elettrica con autonomia fino a 820 km a prezzo competitivo. Queste sono 3 domande che magari ti ho creato un po' troppo tempo per rispondere, però Diego, sono quelle che mi fanno anche i nostri clienti e tu lo sai quando vieni in ufficio perché le senti anche tu. Sì. Ecco, adesso ti do tutta la possibilità, vai avanti fino alle 11:30 tranquillo e spiegami se è giusto o non è giusto, cosa dipende, come mai e cosa vuol dire. Vai Diego. Sì, allora, ovviamente dipende tutto da quello che una volta veniva veniva dopo la nascita di un prodotto, cioè il cosiddetto marketing. Oggi invece viviamo nel marketing, cioè il marketing arriva prima del prodotto. Addirittura noi ci troviamo, noi ingegneri, ma anche a volte anche con Arturo se ne parlava, addirittura noi viviamo prima su progetti che sono sulla carta, oppure oggi con internet, con dei rendering. Adesso uso una parola che ormai è sdoganata, ecco, perché comunque anche Arturo me lo passerà comunque il termine, ma anche così, la cosiddetta intelligenza artificiale che si usava già almeno negli anni '80, ecco, per quanto mi riguarda. Comunque, allora dicevo, oggi viene prima il marketing, cioè quella forza, tutto quell'insieme di nozioni, di leggi, di operazioni, strategie, tutto quello che vogliamo metterci per comunque in qualche modo influenzare, per creare l'attenzione e influenzare il pubblico e quindi il mercato. Ecco, per cui come quando si progetta una casa e sulla carta vendiamo la casa come ergonomica, come domotica, eccetera, per avere subito il contratto firmato e i primi soldi per continuare il lavoro, detto proprio in termini spiccioli. Ovviamente trattandosi di marketing e la pubblicità televisiva ne è l'espressione, tutte le affermazioni si fanno a gara, cioè le case automobilistiche fanno a gara a promettere consumi, percorrenze, vivibilità e soprattutto, visto che poi alla fine tutto questo si riconduce al nostro portafoglio, i prezzi. Già vediamo, parlando di un costruttore di casa nostra, Stellantis, che ha messo dentro, tu l'hai citato per la prima volta qualche mese fa, la Leapmotor, che è un azionista di Stellantis ed è quello che costruisce le batterie e quindi fa già i modelli di auto elettrica, ne fa 2, una piccola city car e un SUV già di dimensioni generose, che sono vendibili, sono già nei concessionari, sono già pronte proprio per essere acquistate, sono tutte e 2 elettriche, anche se comunque io ci andrei un pochino piano. Comunque chiaramente non fanno la percorrenza, io l'ho provate tutte e 2, non fanno la percorrenza che promettono sulla carta. È come quando con le automobili, diciamo, con le automobili a benzina fai 20 km con 1 litro, ho capito, però se sei sempre a 3.000 giri al minuto e acceleri sempre, i tuoi 20 km scendono a 10, oppure se guidi l'automobile sempre in città non fai 20 km con 1 litro, ne fai 10, 11, 12, ecco, questo insomma, ecco. Lancio un messaggio ad Arturo, che essendo architetto, ma anche questi sono discorsi che poi che avevamo già fatto. Ricordiamo che gran parte dei consumi delle nostre automobili li facciamo
praticamente da fermi, ecco, andando piano, fermi ai semafori, con le code, entrando nel traffico, quindi noi consumiamo benzina, oppure oggi consumiamo corrente elettrica anche stando fermi, oppure nel caso delle auto elettriche avendo radio oppure pompa di calore, tutti i sistemi climatizzatori che in qualche modo, in termini proprio che tutti capiscono, ciucciano, cioè bevono corrente. Ecco, è come avere lo smartphone acceso H24, la batteria dura 3 giorni invece che 6. Ecco. Quindi andiamoci piano con le affermazioni del coso. Ricordo che Stellantis comunque vende questa piccolina sotto i 20.000 euro, quindi c'è una vera e propria guerra, ecco, a suon proprio di 100 euro, ecco, quello abbassa il prezzo a 100 euro in meno per avere qualche contratto in più. Quindi prendiamo un po' così con le molle questi prezzi e anche le percorrenze, bisogna sempre verificare. Ecco. Io ricordo sempre, come abbiamo detto, ti ringrazio per la domanda, che compriamo l'elettrico solo se siamo in grado di mantenerlo, se no giriamo al limite con l'ibrido, come fanno la maggior parte delle case. Spero di aver introdotto. Poi mi avevi chiesto poi... Ma ti ho fatto una domanda, Diego, molto semplice. Sì. E tu mi darai la risposta ancora più semplice, perché tu sei qui apposta per far capire bene semplicemente non le problematiche quando fate riunioni tra di voi in Inghilterra, in Spagna, in Francia, in Italia, complicate. Per esempio, ti ho detto, anzi ti chiedo, la macchina elettrica sarà più pesante di quella attuale o no? Perché? Perché qui dice che un peso compreso fra 2.315 o 2.405 kg e il prezzo di lancio, si parla parte dalla Cina, Diego? Sì, 32.900 euro. Poi ragazzi, ma poi elettricamente avrà dei problemi come composizione tecnica della macchina, della vettura, perché sarà messa al posto del tetto. Come sarà messa? Cioè, è più pesante una macchina elettrica o una macchina nostra? È meno cara una macchina elettrica o una macchina nostra? Quella attuale nostra, nel senso, quelle normali che usiamo oggi. Perché nel 2035 secondo te sarà così? O nel 2030? No, nel 2035 continueremo, scusa, forse avevi finito, continueremo a viaggiare comunque con le macchine che vogliamo, perché comunque non spariranno quelle a gasolio, perché comunque le case automobilistiche continueranno a produrre motori a gasolio. Quello che mi va di dire è che ci saranno motori a gasolio e a benzina e anche ibridi, così che molto probabilmente, come per farlo capire ai radioascoltatori, consumeranno di meno, cioè invece di fare magari 15 km o 15 km al kilowattora, ne faranno 20-25 per in qualche modo alleggerire il nostro portafoglio, perché comunque il gasolio sarà sempre più caro, la benzina sarà sempre più caro. Guardavo oggi la notizia che il governo italiano aumenta le accise e le porta allo stesso livello sia sul gasolio che sulla benzina, e di conseguenza anche sui kilowatt che noi mettiamo dentro le nostre macchine, quindi sui kilowatt, cioè nella corrente che mettiamo dentro le nostre macchine. Quindi in qualche modo agli ingegneri ci viene chiesto di fare in modo che i motori rendano un po' di più. Per tornare al discorso del peso, certo, ricordiamo ai radioascoltatori che gran parte del peso delle auto elettriche, solo elettriche, ecco, è costituito dalla batteria. Ecco perché per compensare anche l'aumento di peso si usano dei materiali più leggeri, magari meno acciaio in certe parti, più materiali compositi, cioè detto in termini che tutti possono capire, plastiche, anche se sono resine molto ma molto dure,
sedili, più telai un pochino più leggeri, oggetti fatti con stampanti in 3D che usano sempre materiali derivati dalla plastica, quindi si interviene sul peso della macchina perché la batteria pesa tantissimo, e ricordiamo che la batteria fa parte del telaio della macchina, quindi la batteria è un telaio, è un elemento duro, robusto, che in qualche modo assorbe tutte le asperità, anche se ci sono le sospensioni che lavorano bene, ma è un elemento del telaio, quasi sempre il pianale, anzi il più delle volte il pianale. Quindi insomma ogni casa ha il suo pianale. Ecco. Per contro i motori elettrici sono più leggeri, perché non ci sono i pistoni, non c'è le bielle, non ci sono tutte le pulegge, non c'è niente. C'è un bel uno più rotori così, che girano, sono più leggeri, si fanno anche in alluminio, per cui pesano molto di meno. Si possono cambiare anche, non dico con le proprie mani, ecco, però con meno ore di officina. Certo, se vogliamo fare grandi percorrenze dobbiamo avere uno o più motori elettrici, oppure un grande motore elettrico che ci permetta di fare 1000 chilometri al giorno con una batteria che insomma si sta avvicinando, parlando di macchine che fanno tanti chilometri, quindi non voglio dire le marche, comunque poi tanto i giornali ne parlano, ecco, ci si sta avvicinando, se non ai 1000 chilometri con una ricarica, ma siamo lì, ai 700-800 chilometri è possibile, e quindi però chiaramente tutto questo determina un peso. Ma qui sta dicendo che un'autonomia arriva al massimo fino a 820 chilometri. Sì, è quello però, che ho detto, Diego, 820 la sulla batteria, carta. la batteria, dove la piazzano? Al posto del portapacchi? Dove la mettono? No, la mettono al posto del pianale, cioè nel pianale, quando noi leviamo, facciamo l'esempio, per capire, in pratica sotto i nostri piedi, sotto il telaio, ecco, quindi perché comunque non c'è il serbatoio della benzina, non possiamo mettere un pacco, cioè la batteria come noi la conosciamo, quella che abbiamo davanti alla macchina, che sembra diciamo in forma di parallelepipedo, la schiacciamo, ecco. La schiacciamo e la mettiamo lì, perché il pianale è un elemento che si può utilizzare, cioè sotto il fondo, ecco. Quindi questo permetterà poi ai meccanici che in questi giorni, in questi anni si devono formare, di cambiare la batteria da sotto, alzando la macchina, oppure di cambiare la batteria dall'interno, la batteria o parte delle batterie dall'interno, ecco. Quindi noi viaggeremo sopra le batterie, cioè il nostro pianale è una batteria sostanzialmente, ecco. Differenza invece dei pullman a batteria, che sono, come dire, a baule, ecco, a baule, o i camion che hanno le batterie che sono dei veri e propri bauli che pesano 200, 300, anche 400 kg, insomma, ecco, quindi però sono tipo dei bauli, ecco. Invece le automobili si usa il pianale sotto. Ma la composizione di un'automobile adesso, perché poi Diego sembra che stiamo parlando di chissà quando, ma siamo già nel 2025, quindi per qualche anno, ma le macchine saranno lunghe 4,99 di lunghezza, 2 metri di larghezza, 1,6 metri di altezza, come saranno? Le macchine già adesso, quelle lì che hanno bisogno di fare tanta percorrenza, sono le macchine grandi, saranno quelle, i volumi sono sempre quelli, i volumi saranno sempre quelli. Teniamo conto, ecco, e qui poi lancio sempre il messaggio al buon Arturo, teniamo conto, io anche viaggio a volte su una macchina grande di 5 metri, ma quando vado in una città preferisco lasciare la macchina grande in periferia e avere una macchinina piccolina, perché nelle città ormai sono così collassate che avere una macchina grande è impossibile, ecco, è impossibile. Quindi, ma una macchina piccola può essere elettrica? Sì, assolutamente sì, ci sono macchinine piccoline fatte anche che hanno percorrenze di tutto rispetto per il loro peso, anche di 100 km al giorno, ma sono piccole come la Smart, ecco. Purtroppo costano ancora,
Sì, sono piccoline e le usano anche tante persone che, ecco, queste hanno permesso, queste macchinine piccoline, non dico le marche perché non si può fare pubblicità, ma hanno permesso per esempio di abbassare la patente, portare la patente a chi ha 16 anni. Sono macchinine piccole, grandi come quelle degli autoscontri, tanto per ricordare con romanticismo quello che è così, e sono così. Oppure li usano anche tanti, in alcuni posti, anche le persone che magari non hanno più la patente, che però possono ancora guidare. Ecco, sono macchinine 2 posti con un po' di bagagliaio, elettriche, che costano poco mantenere, hanno una discreta autonomia, 100-120 km al giorno, così. No, parliamo di macchina quando noi la compriamo. Almeno fino ad oggi la compravamo perché non ci serviva 100 km al giorno, che se dovevamo lavorare o avere impegno o proprio sfruttarla proprio per rendere è un po' una cosa diversa. Comunque Diego, dopo 1 minuto o 2 ancora di tempo, ma scusami, ma all'estero tu che viaggi, com'è la situazione? Cosa ne pensano delle macchine, futuro delle macchine elettriche, con tutto ciò che poi importerà, come tecnicamente parlando, nelle varie città, nei vari paesi, se sono tutte elettriche, non avremo più neanche la luce in casa. Che dici? Io faccio una battuta, che ne dici? 1 minuto, vai Diego. Non avremo più, non ho capito, non avremo più la possibilità di avere la luce in casa. Non ci sarà, quando sarà tutto elettrico salterà tutto per aria, io la vedo così. Lì arriveremo poi a parlare di, e anche con Arturo te lo potrà spiegare perché parla di case, cioè le case come le automobili prenderanno più o meno quella che noi ingegneri da tempo definiamo autosufficienza energetica, cioè i grandi pullman, le macchine così si alimenteranno con pannelli che saranno sistemati sul tetto, quindi diventeranno autoalimenteranno da sole, un po' come si sta avvenendo un po' per le case, solo che poi con le case l'elettricità che un tetto produce, cioè in camera, il condominio non consuma, l'elettricità viene immessa nella rete e quindi noi sostanzialmente la perdiamo. Con le auto possiamo fare altre cose, viaggiare, caricare altre cose, magari caricare anche una serie di computer, cioè fare altre cose che ci servono, perché poi sono delle batterie, diventano delle batterie su 4 ruote, ecco. E quindi voglio dire, però ripeto, ci sono città che in questo momento si stanno proprio attrezzando, la stessa Cina che praticamente viaggia tutto in elettrico e sta cambiando totalmente i suoi parametri di abitazioni, che la corrente costa di meno, insomma bisogna fare delle scelte molto ma molto importanti e molto anche grandi. In Europa, in Italia non so se riusciremo a farle, non so dire, è una questione politica e lascio che ne parli Arturo, ecco. Comunque Diego, io ti ringrazio per aver accettato l'invito e tienti pronto perché dovrei venire un po' più spesso come tecnico esterno. Ti prego di salutare e ti ringrazio. Grazie Diego. Io ringrazio te, Luigi Sinatora, perché sei sempre una persona grande, attiva, cioè quello che fai mi piace molto e lo raccomando, insomma, ecco. Tra l'altro ricordiamo che Radio Libertà è presente su tutte le piattaforme elettriche che sono su tutte le macchine e quindi non c'è bisogno di stare lì a cercarla, è già presente come tante altre così. Saluto Radio Libertà e radio ascoltatori, un abbraccio, a risentirci a presto e lascio la linea a te e alla regia e un saluto, un abbraccio ad Arturo. A presto. Grazie Diego, a voi studio per la pubblicità e poi nella seconda parte all'architetto Arturo Calligaro. Vai studio. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile. Le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio.
Di nuovo a te la linea, Luigi. Grazie, grazie. Allora riprendiamo la seconda parte, che adesso sarà con noi, penso in collegamento, l'architetto Arturo Caligaro, che oltre ad essere un tecnico come professionista è anche un grande politico ed è uno dei più importanti per quanto riguarda sia la città di Moncalieri che il Piemonte oppure anche tutto il territorio italiano. Ecco, se Arturo è in linea, intanto lo ringrazio e poi gli faccio due domandine così terra a terra, per un mezz'ora va avanti da solo anche lui. Arturo, grazie per aver accettato l'invito, scusami anche se ti sei appena ripreso un po', che io già ti faccio stressare, ma abbiamo bisogno della tua presenza, Arturo. Che dici? Come va? Come stai? Ma abbastanza bene, grazie, mi lusinghi con la tua presentazione. Fortunatamente va un po' meglio, ho ancora un po' i postumi, però diciamo che riusciamo ad andare avanti, dai. Un ringraziamento a te e alla regia che per lo spazio che ci dà, e siamo qua appunto a cercare di svolgere il nostro compito. Tu che fai le ricerche tutta la settimana sulle notizie importanti da dare ai nostri ascoltatori e per aprire un ragionamento e un dibattito su alcuni temi che non sono di alta politica, ma sono di politica terra a terra, quelle che riguardano i cittadini normali. Ecco, quindi noi speriamo di riuscire a dare il nostro piccolo contributo anche a risolvere i problemi di qualcuno, per cui ti lascio spazio chiamiamolo così, all'ordine del giorno, all'ordine del giorno di oggi, quali sono le notizie importanti da dare. Magari che tu le sai già a memoria perché sei un grande tecnico, ma però io voglio da te non solo la risposta professionale, voglio quella politica, perché qui, Arturo, allora, poi però non ti arrabbiare, penso che il dottore ti ha detto che puoi stare calmo. Senti un po', è di oggi, Arturo, per esempio per quanto riguarda Beinasco, parlo del 1° marzo, oggi è il 1° marzo, se non vado errato, anche se sono coglione, oggi è il 1° marzo. Allora, la prima domanda è questa, senti un po', sai che parlavamo con l'ingegner Diego per quanto riguarda il carburante e l'elettricità, allora, senti un po', il carburante oggi supera i 2,4 euro al litro, mentre in Venezuela costa 2 centesimi, in Algeria 20 centesimi, in Siria 26 centesimi. A che fanno? Si prendono per il sedere o è una cosa seria? Guarda che quello che sto leggendo, Arturo, è 2,4 euro al litro, è stampata da stamattina, non ti racconto passate. Primo. E secondo, visto che parliamo del Piemonte, eccetera, e tu conosci, hai presente Beinasco, Arturo? Bene, così dopo che rispondi sulla benzina mi darai una risposta su questo. Guarda un po', Arturo, la multa che è stata data dice non è omologato, il giudice annulla la multa dell'autovero dei Record a Beinasco, e il comune, Arturo, e tu non credo che fai parte, deve pagare all'automobilista anche le spese legali. Così poi se vuoi te la chiarisco dopo, però già con 2 domande così hai già un po' da parlare. Vai Arturo, vai, dimmi per quanto riguarda il carburante e per quanto riguarda Beinasco. Allora, il prezzo del carburante purtroppo è un bene di libero mercato, quindi non c'è più un mercato tutelato dallo Stato, per cui c'è il libero mercato. I paesi che hai citato tu, Venezuela, Algeria e Siria, sono paesi che basta sputare per terra o piantare la zappa per terra, esce il petrolio, quindi capisci che la materia prima a loro non costa nulla il trasporto, mentre purtroppo l'Italia non ha giacimenti, se non alcuni in Basilicata, giacimenti sufficienti da poter distribuire il carburante ai propri cittadini, no? E quindi capisci che il trasporto, il libero mercato fa sì che in qualche modo il prezzo venga dettato, il prezzo del petrolio, del barile, perché poi in Italia e nei paesi europei c'è un caso particolare, no? Che non avendo possibilità di spremere i cittadini con le imposte dirette,
gli stati sono costretti a ricorrere a queste tasse che si chiamano accise sulla benzina, no? Le chiamano accise per non chiamarle tasse, perché fa più elegante. Mi ricorda un libro di Luciano De Crescenzo, buonanima, in cui nella storia della filosofia greca raccontava che a Napoli, quando ci fu l'epidemia di colera, no, la televisione e i giornali dicevano di non mangiare i mitili, ma i napolitani i mitili non sapevano che cos'era e continuavano a mangiare le cozze, no? Loro mangiavano le cozze perché dicevano i mitili mica li mangiamo. E così in Italia noi chiamiamo le accise, abbiamo una terminologia per non chiamarle cinicamente tasse. Allora capisci che è una fonte di entrate per ogni Stato, in Italia in particolar modo. Noi sull'accise della benzina paghiamo ancora la guerra, le varie guerre del passato, i terremoti, senza che queste risorse siano però arrivate né ai terremotati né a indennizzare i reduci di quelle guerre, ammesso che ce ne siano ancora. E avevamo anche la politica internazionale si è messa in mezzo, avevamo un paese vicino, la Libia, che era stato un dominio italiano, e avevamo un rapporto privilegiato con la Libia, e la Libia ci forniva il petrolio. Poi è successo che per gli vari equilibri europei noi abbiamo fatto guerra alla Libia, e adesso la Libia è entrata nell'orbita russa. Noi abbiamo rotto anche tutti i rapporti con la Russia, quindi ci troviamo a doverci rivolgere ad altri mercati. E capisci che questi mercati vengono condizionati dalla domanda e dall'offerta, quindi quando aumenta la domanda aumenta anche il prezzo. E questa è una semplice legge di mercato. In Italia bisognerebbe adottare una politica, quella che dovrebbe piacere alla sinistra, che invece ha imposto tutte queste tasse, che è quella di una tassazione progressiva. Chi guadagna di più paga. Invece la tassa sulla benzina è una tassa che colpisce il poveraccio, che colpisce chi ha più disponibilità finanziaria, quindi non è una tassa progressiva. Però in un sistema consolidato come quello italiano capisco che il governo faccia fatica a modificare questa situazione, perché bisogna andare a reperire altre risorse. Poi nel bilancio dello Stato entrano molti fattori, come quello del debito creato con il super bonus dell'edilizia, quindi ci sono una serie di elementi che fanno sì che purtroppo non si possa ancora agire sul prezzo per la riduzione di queste accise sulla benzina, e anche analogo discorso è per le bollette del gas, che è oggetto della notizia di questi giorni, dove il governo e il ministro Giorgetti hanno cercato di allargare il mercato tutelato anche per le bollette. Quindi è un ragionamento complesso, però fa arrabbiare i cittadini. Io mi ricordo tempi passati dove per qualsiasi necessità si aumentava il prezzo della benzina, no? Si aumentava di un tot. Adesso gli aumenti vengono dati proprio dalla materia prima e non più dall'incremento di imposizione sul prezzo della benzina, ma proprio per le condizioni internazionali. Quindi questo è il tema più importante, che sarà difficile invertire il trend fino a quando l'Italia non avrà un debito pubblico sulle spalle come quello attuale, che è difficile da ridurre. Questo debito pubblico fa sì che non si possano adottare alcune politiche che alle elezioni sembravano possibili, perché non si aveva conoscenza completa del debito come era formato, per cui molte delle promesse fatte in campagna elettorale è logico che devono essere mediate con la situazione attuale. Quindi l'indirizzo è quello, e io spero che il governo prosegua nell'azione di poter un domani ridurre la tassazione sui carburanti,
anche perché dietro questa tassazione abbiamo tutto il tema delle auto elettriche, della riconversione elettrica, la follia del green che ha fatto chiudere le nostre industrie automobilistiche, che ha creato una crisi economica in paesi che non si pensava, tipo la Germania. Per cui il prezzo della benzina è influenzato da politiche internazionali, da politiche europee e in ultimo dal debito pubblico italiano. Quindi in questo contesto è chiaro che è scandaloso quello che dicevi tu di un incremento così del prezzo della benzina, però la politica può incidere molto poco in questo settore, essendo razionali. È chiaro che se uno parla per slogan, parlando per slogan uno non va a vedere la situazione attuale, ma quando ti trovi poi a dover gestire il contesto dell'imposizione fiscale, allora devi fare i conti con la realtà. Due domande, Arturo, perché farti fare due risposte che la gente vuole sapere. Allora, questo ok, carburante, ok. Allora, politica, poi vi devi dare due risposte. Allora, la prima, per quanto riguarda il comune di Beinasco, dove il giudice ha annullato la multa e fa pagare i danni legali al comune, per quanto riguarda il cosa non omologato lì, l'autovelo l'apparecchiatura non omologata. Arturo, la seconda invece ti chiedo cosa ne pensi anche a livello politico, quanto durerà. Qui dice Piazza Baldissera, via i lavori per smontare la rotonda, il cantiere dal 1° marzo, l'investimento sarà di 7,5 milioni di euro tra fondi europei e risorse della città di Torino. Tu politicamente dovrai vedere come la pensi. Dice che partirà dal 1° marzo il cantiere di ristrutturazione e riorganizzazione di Piazza Baldissera. Subito ci sarà l'allestimento dei lavori che andranno avanti, qui dice per 13 mesi, poi se vanno avanti come lì quello, vabbè. E poi dice fino alla fine dell'aprile 2026 l'investimento, ecco, ci sarà anche l'impianto semaforico, ripristinano i binari per il passaggio del tram linea 10. L'investimento sarà di 7,5 milioni, come ti ho detto prima, e si tratterà ovviamente di un cantiere impattante, ma le decisioni dell'amministrazione comunale, è sempre qui, Baldissera, è stata quella di non chiudere mai interamente la circolazione. Ecco perché ti faccio questa domanda tecnica e politica, perché tu puoi dare risposta a vedere come viaggiano in comune, eccetera. Allora, per quanto riguarda Beinasco e questo qui di Piazza Baldissera, le due risposte tue come sono? Tecniche e politiche, Arturo, vai. Allora, quella di Beinasco non è un unico caso, è successo anche a Moncaglieri che ci sia stata un'apparecchiatura che non era legittimamente autorizzata, che ha elevato delle contravvenzioni. Purtroppo i comuni fanno i forti con i deboli e deboli con i forti, perché impongono delle misure come quelle degli autovelox non conoscendo o non avendo il senso della previsione cosa potrebbe succedere. Dicono incominciamo a metterli queste apparecchiature, incominciamo a fare un po' di cassa, facciamo un po' di soldi, no? Poi dopo su migliaia di multe ci sarà quello che ricorre e magari arriva, come è successo a Moncaglieri, fino in Cassazione, a cui la Cassazione dà ragione, no? E allora quei pochi che ricorrono e che hanno investito dei soldi in spese legali ottengono ragione delle proprie, ma tanto il comune nelle altre migliaia di persone che non se la sono sentite di affrontare un ricorso legale contro l'amministrazione, che vuol dire che il cittadino incomincia a pagare l'avvocato. Per l'amministrazione ricorrere fino in Cassazione è gratis, no? Perché tanto paga sempre Pantalone. Allora questo atteggiamento che viene adottato dai comuni di imperio nei confronti dei cittadini solo per fare cassa
dovrebbe essere rilevato dal governo, perché in quel caso di specie c'è un danno per i cittadini. Tutte le migliaia di cittadini che non hanno pagato perché tu non hai un'apparecchiatura omologata o perché non hai adottato le procedure corrette per l'installazione di questa apparecchiatura, e fanno sì che sia un danno per i cittadini, ma che porta sempre vantaggio all'amministrazione, che possono rimpinguare le casse comunali, perché ricordiamoci che una buona parte delle entrate adesso dei comuni del torinese è dato proprio dall'introito delle sanzioni per queste apparecchiature. Nell'ultimo consiglio comunale è successa una cosa analoga, dove un automobilista, questo non era un autovelox ma era un Vista Red, quella dei semafori, è ricorso alla sanzione per il passaggio con il rosso. Il giudice di pace ha rilevato che anche questa apparecchiatura non era autorizzata e oltretutto aveva delle difficoltà per capire qual era il rosso e il verde nella direzione, non era messa, i semafori non erano posizionati a norma di legge, e ha dato ragione a questo automobilista. Ovviamente il comune adesso ricorre al tribunale, oltre al giudice di pace, per seguire l'iter. Questo cittadino dovrà ricorrere, dovrà pagarsi le spese, e ci sono altre migliaia di cittadini che hanno preso la multa in quella zona con un apparecchio non autorizzato. Quindi è prassi in tutti i comuni adottare questi sistemi per fare cassa a spese dei cittadini in maniera irregolare, perché se tu monti un apparecchio che non è autorizzato, come dice proprio la sentenza del giudice di pace di Moncaglieri, o come la sentenza di Beinasco, l'altra sentenza in Cassazione sempre che riguardava Moncaglieri, ebbene tu commetti un'irregolarità che non la paghi tu, la pagano sempre i cittadini, perché sia le spese sostenute per arrivare fino alla Cassazione il cittadino ha dovuto anticiparle. Sì, adesso verrà ristorato, ma dopo 2 o 3 anni delle spese che ha avuto, e il comune tanto paga, e paga con i soldi degli stessi cittadini. Quindi questo è un principio che chi ci amministra dovrebbe in qualche maniera intervenire, perché non puoi lasciare la difesa di una cosa così importante sulle spalle dei cittadini e non dare la responsabilità sia alle amministrazioni locali e a chi del Ministero degli Interni autorizza queste apparecchiature, senza controllare se siano omologate o meno. Cioè abbiamo un apparato burocratico che ci costa moltissimo e a volte non è completamente interessato a quello che fanno i comuni, a controllare quello che fanno i comuni, se montano delle apparecchiature autorizzate o meno. Quindi è un tema che bisognerebbe affrontare a livello ministeriale, perché bisognerebbe che nella discussione di una modifica del codice della strada venissero chiamate anche le associazioni dei cittadini e andare a vedere lo storico di quello che è successo, perché affinché non si ripeta. Per arrivare al tema di Piazza Baldissera, io ho paura che Piazza Baldissera si riveli un altro punto importante come il sottopassaggio del Lingotto, come i lavori di Via Nizza, che con la previsione di pochi mesi invece durano anni e anni. Lì occorrerebbe che però la magistratura contabile intervenisse, perché all'inizio c'era un semaforo finanziato e pagato dai cittadini, sono stati fatti dei lavori per questa rotonda, quindi una progettazione fatta dai nostri burocrati, dai nostri tecnici, spesi decine e migliaia di euro per fare la rotonda, che adesso viene smantellata perché si è dimostrata un'opera non solo inutile ma dannosa, perché forma code chilometriche in un nodo vitale della città di Torino. Per chi non conosce Torino, è praticamente una rotonda posta sulla spina, cioè il viale principale che attraversa Torino da nord e sud e che creava degli imbottigliamenti. Adesso andiamo a investire altri soldi per correggere gli errori degli errori, senza che
ci sia mai un responsabile. E anche qua i cittadini pagano 2 o 3 volte per gli stessi lavori, no? E subiscono per anni i disagi di lavori fatti perché qualcun altro ha fatto i lavori male, sempre degli amministratori, e quindi, come si dice, bastonati i cittadini normali che hanno bisogno di percorrere questo nodo principale per non andare a intasare poi i centri delle città, perché è chiaro che se un nodo importante così viene bloccato, il traffico si riversa sulla mobilità, sulla viabilità cittadina. È ovvio che andrà a intasare il traffico nelle altre zone limitrofe della città. Per cui anche in questo ragionamento politicamente io spero che la magistratura contabile intervenga, perché non si può assistere a uno sperpero di denaro pubblico quando non abbiamo una progettualità o dei progetti per alcune zone importanti. Sarebbe stato magari opportuno non abbattere il sovrappasso che prima c'era in piazza Baldissera, che in qualche modo snelliva un po' il traffico. Questo non è stato fatto e quindi si è scelta la soluzione della rotonda con innesti, non so più se sono 6 o 7 strade che entrano in questa rotonda, quindi una cosa che anche nei manuali davano come una situazione particolare. Per cui chi ne va di mezzo sono sempre i comuni cittadini, il politico e soprattutto il burocrate che ha deciso per questi interventi non paga mai, e questo è quello che fa arrabbiare, oltre al fatto di avere un cantiere che durerà appunto secondo previsioni 1 anno e mezzo, ma secondo l'esperienza dei lavori del Comune di Torino, e noi lo sappiamo benissimo, l'anno e mezzo del Comune di Torino equivale magari a 4-5 anni di un calendario normale, se il passaggio del lingotto fa questo. Quindi Arturo, così poi interrompiamo, siamo quasi in chiusura. Qui dice, guarda che c'è scritto di 1 marzo di oggi, dice che il comune era la realizzazione di un sottoquadro che avrebbe fatto un costo di 70 milioni di euro, la necessità di 18 mesi e 30 mesi di cantiere. Quindi 30 mesi sono 2 anni e mezzo, mi dico cazzate. Esatto, Quindi si poteva prevedere quando si sono fatti i lavori dell'interramento della linea ferroviaria, si poteva prevedere, visto che per l'interramento della linea ferroviaria si è scesi a una quota da passare sotto alla Stura, no, alla Dora, che passa, c'è il fiume che passa lì alla Dora. Quindi si è dovuto abbassare il livello della ferrovia, quindi c'erano i franchi per poter fare un sottopasso nel frangente che si faceva l'interramento della ferrovia. Bastava una progettazione, una pianificazione a lungo termine di ampio respiro, solo che i politici sono abituati a ragionare solo alla scadenza elettorale, quindi arrivare con degli interventi da poter tagliare il nastro prima delle elezioni, per cui non si pensa al futuro, no? Non si pensa alle prossime generazioni. Anche in questo contesto, mentre c'erano i disagi per l'interramento della ferrovia di Corso Principe Oddone, si poteva prevedere già in quella fase lì un passaggio sotterraneo per un attraversamento sotterraneo dell'incrocio, fare un sistema moderno di tunnel e gallerie per fare in modo che si snellisse il traffico. Però mi sembra che la connotazione ideologica di queste amministrazioni sia quella di bloccare il traffico più che snellirlo, agevolarlo, per impedire, cioè per rendere più difficile l'uso dell'automobile e convincere la gente a usare i mezzi pubblici, senza contare che poi in questi ingorghi che vengono creati ci finiscono anche i mezzi pubblici, quindi un autobus che deve attraversare la Spina o che deve passare la Spina finisce imbottigliato con tutti i passeggeri all'interno di questi ingorghi
giganteschi. E allora non si è voluto investire a suo tempo su una rete di linee metropolitane a Torino, tant'è che Torino è molto indietro rispetto ad altre città sullo sviluppo delle metropolitane. Noi non abbiamo una metropolitana ma un ascensore non verticale ma orizzontale e abbiamo solo una linea, no? E quindi questa è la lungimiranza di chi ha amministrato Torino in questi anni, col consenso dei torinesi. Allora la colpa è anche un po' dei torinesi che hanno scelto queste amministrazioni che hanno l'unico obiettivo di ostacolare l'utilizzo dell'autovettura, delle autovetture private, perché per la loro ideologia devono esserci mezzi di trasporto green o collettivi o di sharing, come piace chiamarli a loro, che sono colti e che fanno parte dei radical chic, e quindi a monte io penso ci sia un'ideologia che guida questi interventi, senza contare che tutto questo, come dicevo prima, va a danno dei cittadini e in questo caso la magistratura contabile dovrebbe intervenire, oppure qualcuno dell'amministrazione, magari delle minoranze, segnalare che esiste uno stato, che esiste uno spreco effettuato di denaro pubblico che in qualche modo pagano con le tasse i cittadini. Ma loro cosa fanno per coprire questi fallimenti? Mettono magari un altro Vistared, un autovelox, quindi mettono a bilancio qualche migliaio di euro sulle spalle dei cittadini contribuenti, per cui per loro il problema non esiste. Una volta esisteva, quando eravamo giovani, il Coreco, il Comitato Regionale di Controllo, era un organo che controllava l'attività dei comuni. Giustamente per l'autonomia comunale è stato tolto questo organo di controllo perché si dava la possibilità ai sindaci di agire senza avere la spada di Damocle che tutte le delibere passassero da questo organo, e quindi in tema di federalismo era una scelta esatta. Purtroppo è stata applicata male. Quando l'ideologia è imperversa, gli amministratori che non hanno più un organo di controllo capillare come il Coreco, che era a livello territoriale, e non la Corte dei Conti, che è un organo piramidale e statale, avevano un po' di timore ad adottare delibere e provvedimenti che poi portassero un danno erariale, perché venivano bloccate prima, quindi sapevano che esisteva il controllo. È stato eliminato da un lato, giustamente. Arturo, mi dispiace, ma siamo in chiusura. Ti ringrazio per aver accettato l'invito, ma siamo in chiusura perché c'è un altro programma dopo che ha diritto anche lui al suo spazio. Grazie Arturo, vai. Grazie a te, un abbraccio a te Luigi, un ringraziamento alla regia che è sempre puntuale ed efficiente, e un saluto a tutti gli ascoltatori e una buona giornata. Ciao a tutti. Ci sentiamo sabato prossimo. Ciao, grazie. Grazie di tutto. Allora io, prima di ringraziare come sempre la nostra Radio Libertà, che consente appunto alla nostra associazione di potervi parlare, il nostro sportello, come ricordo, trattiamo problemi di patronato, problemi sociali, problemi legali, condominiali, problemi di CAF, eccetera. Potete venire a None in via Volvera 3 oppure telefonare al 328 07 15 232. Noi siamo lì il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16, solo tramite su appuntamento. Grazie, buona padania e buon proseguimento, e grazie soprattutto alla nostra Sveva, che è veramente, veramente grande. Un bacione a tutti e buon divertimento, a risentirci a sabato prossimo. Arrivederci, grazie. Avete ascoltato Filo Diretto,